Che se c'era mia moglie qua potevo parlare con voi. Io, ma quando mai? Ave un anno che siamo chiusi in casa io e mia moglie, non ce la faccio più. Si è fatta riconoscere da tutti, non la può sopportare nessuno in tutto il quartiere. L'altra sera, per esempio, si è convinta che doveva scendere lei a buttare l'immondizia. È arrivata sotto al portone, il camion dell'immondizia se ne stava andando e da un rincorrito. Fermo! Sono in ritardo! Fermo! Sono in ritardo! Chi del camion, la monnizia, si fermò, si affacciò dal finestrino, appena l'ha vista, chi i bigodini e con la maschera di bellezza chi ci trova impiccicata nella faccia, Adaleo ci fa, signora, non è in ritardo, a canase! Ma tu immagini, io non ce la faccio più con mia moglie, siamo diversi, litighiamo in continuazione, sbaglio io, aver ragione Ida, sbaglia Ida, aver ragione sempre Ida, ma com'è possibile? Ci vabbè, tua moglie è isterica. No, mia moglie è storica, nel senso che si ricorda tutto quello che io ho fatto dall'ultimo 10 anni. Te lo ricordi il 15 febbraio del 2015 quando ci taleaste una scollatura alla signora del piano di sotto? Te lo ricordi il 12 dicembre del 2016 quando hai detto che non volevi venire da mia madre perché ti sentivi male e tenevi sto stadio? Ma chi travaglia nei servizi segreti chi sta? Non la sopporto più. Ma la cosa più terribile è che poi giustamente uno non ce la fa più a stare in casa e può commettere dei gesti folli, tipo il signor Mancuso che abita nel palazzo di fronte al nostro. Dopo un anno a stare dentro la casa con sua moglie e con sua suocera è uscito pazzo e ha rapinato una banca per farsi arrestare e farsi mettere in galera e gli desinni fuori di casa. Un cirettolo l'arresto domiciliare, un cirettolo.